E l'Unitas sciacca a transitare al prossimo turno di Coppa Italia di Eccellenza. La compagine sacense ha infatti superato ai calci di rigore i cugini dell'Icata dopo che quest'ultima era riuscita a pareggiare i conti dell'andata. Dunque Unitas sciacca ai quarti a conclusione di una gara combattuta e sotto una fitta pioggia. Vantaggio licatese con tedesco al 14°. Alla fine della gara il risultato finale persisteva sul pari, per cui si è dovuto ricorrere ai calci di rigore. La compagine sacense, più cinica e fredda, si è imposta dopo 16 calci di rigore ed accede così ai quarti di finale. Intanto riparte la Coppa Italia di promozione Girone D, dove è presente l'Acregas, che dopo aver superato il primo turno con l'Aragona, mercoledì 5 novembre affronterà la gara di andata con i cugini della Margheritese. La compagine bellicina del tecnico Giuseppe Geraldi, in occasione di un'amichevole giocata all'Esseneto nel precampionato, era riuscita a superare la squadra biancazzurra con il minimo risultato. Il ritorno si giocherà a campi invertiti sempre di mercoledì, giorno 19 novembre. A punteggio pieno e Acregas che domenica va a giocare a Sommatino con la Sommatinese, una squadra perfettamente in forma e che cerca domenica dopo domenica di guadagnare 3 punti in ballo. Domenica ci aspetta questa trasferta insidiosa a Sommatino su un campo in terra battuta con una formazione quadrata, abituata alla categoria, che sicuramente ci darà filo da torcere come è giusto che sia, e che però noi affronteremo con il piglio giusto, con la concentrazione che l'evento richiede, e quindi siamo concentrati. Ecco, parliamo un attimino invece dello stadio del Seneto. Si parlava che in questa settimana sarebbero dovuti iniziare i lavori o quantomeno aprire il cantiere. Novità? Novità, confermo questa notizia perché non più tardi di una settimana addietro abbiamo avuto occasionalmente un incontro con l'impresa che seguirà questi lavori e ci confermava proprio questa circostanza, cioè l'apertura del cantiere a giorni. Insomma, verranno predisposte le reti e le recinzioni di protezione per impiantare il cantiere, per poi dare concreto avvio a questi interventi. Ecco, scendiamo un attimino di categoria, parliamo di terza categoria che interessa anche direttamente anche l'Acregas. Sono usciti i calendari. Ecco, si evince che tre squadre di Agrigento giocheranno all'Esseneto. È proprio così. Abbiamo appreso dal comunicato unico della delegazione provinciale il calendario della terza categoria e ci siamo subito accorti del fatto che altre due squadre agrigentine giocheranno all'Esseneto, circostanza che già conoscevamo, però ciò che ci desta molta sorpresa è che il calendario di terza categoria è stato redatto non tenendo conto anche del calendario del campionato di promozione dove gioca l'Acregas, tant'è che ci saranno delle domeniche da qui a venire dove addirittura in questo stadio si giocheranno 2 partite o addirittura 3 partite tra il sabato e la domenica, addirittura 2 nella giornata di domenica, una alle 11:30 del mattino e l'altra alle 14:30. Insomma, una situazione che definire anomala è dir poco. Sicuramente interverremo formalmente presso il comitato regionale e la delegazione provinciale per chiedere una rivisitazione quantomeno dei calendari per consentire un ordinato svolgimento delle gare dentro questo impianto. Ma potrebbe anche il tecnico Sebbi Catania, che un campo in erba naturale come quello del Seneto potrebbe anche causare danni tecnici anche alla squadra, potrebbe anche optare per scegliere un altro rettangolo di gioco. Ci potrebbe essere questa possibilità? Questa è una possibilità che stiamo valutando concretamente. Bisogna essere molto chiari sul punto. Regole di ragionevolezza vogliono che dentro un campo con un mando di erba naturale non possano giocare più formazioni, soprattutto a stretto giro, cioè squadre e partite da svolgersi una dietro l'altra, per cui stiamo valutando la possibilità anche di
andare a giocare le partite interne lontano, lontano da Agrigento, perché la nostra è una formazione che ambisce comunque alla vittoria del campionato, ma vuole giocare in condizioni che possano in qualche modo privilegiare le qualità tecniche della nostra squadra, e sicuramente un mando in erba naturale altamente sfruttato diventerebbe altamente penalizzante per l'Aquenas, per cui stiamo valutando la possibilità anche di fare il sacrificio di andare fuori Agrigento pur di giocare in un manto di erba sintetica che consentirebbe la migliore espressione calcistica alla nostra formazione.